l'agricoltura del veneziano in ginocchio con danni per milioni di euro. È il bilancio di Coldiretti Venezia a causa del maltempo, l'ultimo grave episodio ieri a Noventa di Piave. Tragedia sfiorata oggi in Cadore, dove poco prima di mezzogiorno è precipitato un elicottero ultraleggero. Vivi per miracolo i due piloti, entrambi di Santa Maria di Sala. È stato ripescato cadavere questa mattina nelle acque del Naviglio di Mira il corpo del 72enne di Dolo scomparso da giovedì scorso, tra le cause forse il gesto estremo. Il progetto di Cafarsetti del social housing alla Gazzera si sta rivelando un flop tra disservizi e problemi di sicurezza, con drogati sorpresi a bucarsi in pieno giorno. Dopo le proteste di comitati e residenti, l'assessore ai lavori pubblici Francesca Zaccariotto favorevole ad un nuovo incontro per il futuro del verde e del comprensivo Querini a Mestre. Polemiche in Comune Venezia per il piano di recupero di via Ulloa a Marghera, il PD attacca la giunta Brugnaro, politica monotematica anche in terraferma. Primo esodo d'agosto da Bollino Nero, quello di questo weekend, con code e rallentamenti specie lungo la A4 tra Padova e Venezia ed in generale lungo la direttrice tra Veneto e Friuli. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali, sempre più in balia di eventi meteorologici estremi. L'economia del veneziano continua a contare danni per milioni di euro a causa del maltempo. L'ultimo episodio, la tromba d'aria che ieri ha spazzato Noventa di Piave con danni ingenti soprattutto all'agricoltura. Se per la cimice asiatica in Veneto abbiamo stimato 98 milioni di euro, come una stima a ribasso di tutti i danni che vengono provocati da questo insetto alieno che appunto non arriva dai nostri territori, qui siamo almeno nelle stesse condizioni. Siccità e piogge torrenziali, ondate di afa soffocante e violente grandinate con forti raffiche di vento. L'estate 2019 inizia a presentare il conto di un meteo sempre più estremo, un conto da milioni di euro. Nella città metropolitana di Venezia, l'ultima colpita in ordine di tempo è Noventa di Piave. In zona industriale sono volate lamiere e pezzi di coperture dei capannoni, bloccando anche l'attività di uno stabilimento. Nella vicina Grassaga, frazione di San Donà di Piave, questa azienda agricola rischia invece di perdere metà della vendemmia. E anche la proprietà ci conferma che non c'è mai stato un evento così burrascoso e così eclatante, invece quest'anno ha preso tutta l'azienda per 18 ettari e di conseguenza un grave danno economico per la famiglia che lo conduce, ma per tutto il sistema. La vite, quando non è ancora lignificata, come può essere questa che ha più di 50 anni, si arriva ad avere ovviamente una difficoltà anche per l'anno successivo nei germogli. Che qualcosa di preoccupante stesse arrivando in una zona finora al riparo da certi eventi, qui se ne erano accorti subito, come racconta l'imprenditrice Sandra Zago. Cosa le ha raccontato suo marito? Mi ha detto che c'era un vento fortissimo, che ha dovuto chiudersi in casa perché non riusciva neanche a tenere la porta aperta. Ha avuto paura? Sì, molta. In quest'area lavorano piccole aziende agricole con produzioni di qualità. Alla ricerca di nuovi mercati, Camera di Commercio e Coldiretti sono impegnate per promuoverne le esportazioni all'estero. Ora con questa grandinata purtroppo si mette anche in discussione quella che è la produzione, quindi la qualità che è tanto decantata come Made in Italy, però se non abbiamo le produzioni e quindi il tempo non ci aiuta è molto difficile arrivare su nuovi mercati. Tragedia sfiorata stamattina verso mezzogiorno alle porte dell'abitato di Borca di Cadore. Un elicottero ultraleggero è caduto vicino alla statale Alemagna. Salvi i due piloti partiti questa mattina con velivolo da Santa Maria di Sala, un 61enne ed un 58enne, entrambi residenti proprio a Santa Maria di Sala. L'incidente è accaduto intorno alle 12, quando forse a causa di un problema tecnico i piloti hanno dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza. L'elicottero, un R22, toccando il suolo si è rovesciato e i due occupanti sono riusciti ad uscire dalla cabina senza fortunatamente riportare gravi ferite. I vigili del fuoco, accorsi da Cortina assieme ai volontari di Borca e Vodo di Cadore, hanno messo in sicurezza il velivolo ed in luogo sul posto anche i carabinieri ed il personale del 118. Ed ancora a cronaca, è stato trovato senza vita il corpo dell'anziano, del 72enne di Dolo, di cui si erano perse le tracce da giorni.
Trovato senza vita nelle acque del Naviglio di Mira il corpo del 72enne di Dolo, di cui si erano perse le tracce da giovedì pomeriggio scorso. Il cadavere recuperato questa mattina dai vigili del fuoco proprio a poco distante da dove era stata avvistata in precedenza la sua bicicletta. Per 2 giorni i soccorritori lo avevano cercato seguendo le correnti e oggi il drammatico epilogo. Ancora sconosciute al momento le cause del decesso. Non è chiaro infatti se la sua morte possa ricondursi a un incidente. Sarà un'eventuale autopsia a deciderlo. Una volta terminate le operazioni di recupero è stato effettuato un primo esame sulla salma e non risulterebbero segni evidenti di violenza. L'uomo, già nel 2015, era stato vittima di un incidente simile, ma quel giorno un passante era riuscito a metterlo in salvo. Un volo della compagnia EasyJet partito da Manchester e diretto a Bari è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza all'aeroporto Marco Polo di Venezia poco dopo le 10:30 di oggi per un malore del pilota. L'atterraggio è avvenuto fortunatamente senza danni per i 128 passeggeri a bordo che sono stati fatti scendere subito dall'aereo ed accompagnati all'interno dello scalo. Sul posto sono intervenute anche le squadre dei vigili del fuoco. Traffico intenso e rallentamenti per il primo grande esodo delle ferie d'agosto, code anche in Veneto ma senza particolari criticità. Primo esodo d'agosto da bollino nero, quello di questo weekend. Anche in Veneto e Friuli Venezia Giulia code e rallentamenti ma senza particolari criticità. Traffico molto intenso con rallentamenti e code a fisarmonica soprattutto lungo l'autostrada A4 in carreggiata est tra Padova e Venezia e poi da Meulo fino a San Giorgio di Nogaro con code sia in carreggiata che ai caselli in uscita verso le principali spiagge del litorale. Incolonnamenti per tutta la giornata al casello di Trieste Lisert con code in uscita che hanno toccato il massimo di 6 km nel primo pomeriggio, facendo scattare l'attivazione del bypass verso Villesse Gorizia. Code stamane anche in ingresso dall'Austria alla barriera di Ugovizza. Traffico sostenuto anche sulla viabilità ordinaria, in particolare verso le località balneari della costa veneziana, da Sottomarina, Jesolo, Caorle e Bibione. Molto intenso stamane anche il traffico verso la montagna. Rallentamenti in uscita sulla A27, poi rallentamenti nel Bellunese sia verso il Cadore che la Valle Ampezzana. Disagi previsti per la giornata di domani a causa dello sciopero dei casellanti. Alle barriere autostradali c'è il rischio che siano aperte solo le casse automatiche e i varchi Telepass con conseguente rallentamento dei veicoli. Il divieto di circolazione per i mezzi pesanti è in vigore oggi sabato fino alle 22 e domani domenica dalle 7 alle 22. Ed ora andiamo nel rione della Gazzera, dove più volte i residenti hanno sorpreso tossicodipendenti a drogarsi proprio di fronte a casa, ma ci sono anche molti altri problemi. Per questo una residente ha chiamato la nostra redazione. Sentiamo. Abbiamo anche persone che si sono venute a bucare qui. E questo manca una recinzione. Anche perché abbiamo famiglie con bambini, anche piccoli, e giustamente il piazzale lo utilizziamo molto. Il tossicodipendente sorpreso a bucarsi in pieno giorno e proprio davanti ai suoi occhi. È la sconvolgente denuncia di una delle residenti della Gazzera. Vive nel complesso delle case di via Fuin, assegnate con contratto di social housing dalla cosiddetta IVE, cioè l'immobiliare veneziana, controllata dal comune per il 99,45%. E qui si snoda la questione. Chi si deve occupare della sicurezza dei residenti, specie dei più piccini? È bello far giocare i bambini giù in un ambiente di sicurezza. Il problema però è che non sappiamo tuttora neanche le spese condominiali a quanto ammontano. Tante le cose che non vanno, dall'assenza della recinzione di piano terra e del verde condominiale al promesso garage diventato poi posto auto, sempre allagato, fino al fotovoltaico che c'è ma è incompleto e non garantisce la primaria corrente elettrica. Comporta che non sempre ho l'acqua calda, specialmente al mattino. Comporta che non si sa effettivamente quanto dovrò spendere per la luce delle scale e per la luce del piazzale, perché è collegato col fotovoltaico, è solamente appoggiato
ma non è funzionante. Un'altra cosa, il tipo di riscaldamento e di raffreddamento all'interno della casa è a pavimento. Il problema però che è sì predisposto a livello di tubi, ma non è funzionante perché il motore esterno non è stato fatto. Non c'è. Insomma, per usare una parafrasi, qui era stata promessa una Ferrari ma di fatto consegnata senza il motore, questione che presto approderà in Consiglio Comunale con un'interrogazione della leghista Tosi. È assolutamente indispensabile chiedere delle recinzioni perché bisogna tutelare la sicurezza in questi immobili, specialmente quelli situati al pian terreno. E poi c'è la storia del boschetto abbandonato e incolto a 2 passi dalle case e meta di balordi e sbandati. Devo appurare se il bosco è di proprietà del comune o se è proprietà privata. Certamente se è del comune io chiederò lo sfalcio e la manutenzione del bosco, ma anche degli alberi, la potatura chiederò. E polemiche in comune a Venezia per il piano di recupero di via Ulloa a Marghera, che prevede la realizzazione di ulteriori nuovi alberghi. Dai banchi dell'opposizione il PD attacca una politica comunale definita monotematica anche in terraferma. Non soltanto ci sono gli alberghi, ma anche un'apertura incontrollata di affittacamere, B&B, anche in terraferma, e questo rende davvero difficile anche per una famiglia provare a trovare un appartamento in affitto. Gli affitti a Mestre stanno aumentando in modo notevole, tanto che rende difficile sia per nuove famiglie sia per gli studenti che sempre più vanno fuori comune per poi poter partecipare alle loro lezioni a Venezia. Si potrebbe dire che forse Venezia, Mestre e Marghera non sono mai state così vicine e davvero tra poco potranno considerarsi la stessa città se lo sviluppo economico in terraferma segue quello della laguna in un'interminabile apertura di nuove strutture ricettive. Se anche la riqualificazione di via Ulloa e la denuncia del Partito Democratico avverrà all'insegna di altri alberghi, la politica amministrativa del comune appare oramai indirizzata sempre più su un binario monotematico. 14.000 metri quadri di nuovo ricettivo che, sommandosi a quello votato circa una settimana fa, fanno circa 1.000 camere nuove in zona stazione. Mi domando se c'era bisogno, perché 1.000 camere vuol dire difficoltà nel trasporto pubblico, vuol dire ripensare la città da un punto di vista delle residenze, vuol dire ripensare un'altra città. Mestre sempre più sta diventando la B&B di Venezia. Uno dorme, va a Venezia, si vede Venezia, ritorna a dormire e poi va a casa. Nonostante presenze turistiche che si contano a milioni, influssi talmente consistenti da risultare difficilmente governabili, a partire dalla saturazione di strade e mezzi pubblici, chi avanza riserve sulla politica del comune, dicono al PD, viene bollato dalla maggioranza come sovietico. Questa cosa del sovietico sta diventando ormai una barzelletta da parte di questa amministrazione. Quando noi chiediamo di condividere una proposta con i cittadini, quando diciamo invece di fare alberghi, di portare direzionale, manifatturiero, sembriamo sovietici. Noi abbiamo soltanto a cuore il futuro di questa città, una città che però sia vivibile. Andiamo ora al Lido di Venezia, dove il giudice ha imposto il divieto di dimora ad un bagnino accusato di stalking nei confronti di una donna sposata. Chi è il bagnino stalker cui il giudice ha imposto il divieto di dimora a Venezia? Ieri mattina in spiaggia al Lido quasi non si parlava d'altro e il tam-tam prima della notizia e poi della conseguente domanda sulla sua identità si rimpallava veloce tra le capanne di bocca in bocca ai bagnanti fino in riva al mare. Un dubbio agostano che ha tenuto banco a lungo. Ha destato grande scalpore, come era facile immaginare, in una giornata nuovamente calda e assolata, la notizia del provvedimento del giudice che ha imposto ad un uomo originario dell'Est Europa, in servizio in uno stabilimento balneare del Lido come bagnino, di non frequentare Venezia, in quanto avrebbe tempestato di messaggi e telefonate, evidentemente non gradite, una signora sposata, conosciuta a quanto pare proprio in spiaggia. Il nome del bagnino a cui è stato destinato il provvedimento ed anche la spiaggia in cui lavora sono per il momento ancora misteriosi. Un nome quindi ancora non c'è, ma subito si è scatenata la caccia tra voci e indiscrezioni a raccogliere informazioni e c'è un primo identikit. Il legale che assiste il bagnino ha subito chiesto formalmente alla procura
che nei confronti del suo cliente venga presa una decisione meno pesante in modo da consentirgli almeno di continuare a lavorare. L'esito dell'istanza si conoscerà la prossima settimana. Intanto le indiscrezioni, più o meno accreditate, continuano a susseguirsi in riva al mare. Rubavano le mance dei locali dopo aver distratto con una scusa i gestori. I carabinieri hanno denunciato 2 veneziani, uno di 35 e l'altro di 41 anni, perché ritenuti autori di un furto in un'osteria di Canareggio, ed un veneziano 27enne, anch'egli veneziano, per un furto commesso in una pizzeria dello stesso sestiere. Fondamentali sono stati filmati delle telecamere a circuito chiuso degli impianti di videosorveglianza presenti all'interno dei locali. Una breve pausa di pubblicità, ora linea alla regia. E rieccoci in diretta con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Torniamo ora a parlare del verde all'Istituto Comprensivo Querini a Mestre. Dopo le numerose proteste di comitati e residenti, supportati anche da alcuni consiglieri comunali dell'opposizione, l'assessore ai lavori pubblici Francesca Zaccariotto favorevole ad un nuovo incontro. Il verde dei piccoli studenti della scuola Querini di via Catalani a Mestre ancora al centro di discussioni e trattative. Dopo i numerosi alterchi e le tante proteste tra cittadini, comitati e la giunta comunale, ora scende in campo, in trattativa diciamo così, l'assessore di reparto Francesca Zaccariotto, che apre a un nuovo incontro. E quindi io mi auguro che si possa trovare un punto di condivisione, perché quando un'amministrazione investe, per carità, può anche non soddisfare le esigenze di tutti, ma lo fa con l'obiettivo principale di fare una cosa fatta bene nell'interesse dei cittadini. Parole con cui potrebbe esserci anche un dietrofront, seppur parziale, da parte di Cafarsetti. Soltanto il tempo lo dirà. Vero è che il giardino, che sembrava avere i giorni contati, è sorvegliato speciale da parte dei residenti. Il perché è cosa nota. L'hanno ribadito all'unisono: non ci sarà alcun asilo nell'area verde del comprensivo Querini. Io credo che l'impegno dell'amministrazione sia sempre e comunque quello di realizzare luoghi che rispondono all'esigenza di un tipo di utenza per noi straordinaria e prioritaria, che sono i bambini. Ancora cronaca, sono stati bloccati mentre cercavano di allontanarsi dopo aver messo a segno un furto. Ennesimo arresto della polizia locale di Venezia, che sta stringendo le maglie nei controlli nei confronti di borseggiatori e ladri seriali. Ieri il personale del corpo in servizio antiborseggio si è infatti imbattuto in 2 cittadini di nazionalità romena già noti per precedenti specifici ed anche per un fatto di sangue avvenuto a Piazzale Roma lo scorso marzo. L'intuito degli operatori questa volta ha fatto centro. Dopo un breve pedinamento, infatti, gli agenti hanno visto la coppia rubare il portafoglio custodito in un marsupio di un turista polacco appena salito sull'autobus a Piazzale Roma. I malviventi hanno quindi cercato di allontanarsi, ma sono stati subito bloccati ed arrestati. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima, mentre i borseggiatori sono comparsi questa mattina davanti al giudice, che ha convalidato l'arresto condannandoli ad 1 anno e 4 mesi di reclusione ciascuno. La segreteria regionale del sindacato FSP Polizia di Stato ha inviato una lettera ai presidenti delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano, chiedendo un intervento nei controlli del Ministero dell'Interno per l'assegnazione di un nuovo elicottero al 10° reparto volo della Polizia di Stato di Venezia. Il reparto, che ha competenza territoriale su tutto il Triveneto, ha in dotazione mezzi vetusti e con una manutenzione estremamente onerosa. Si legge nella lettera: l'unico bimotore, tra l'altro, è l'ultimo elicottero della sua serie in utilizzo a tutte le forze di polizia, a tutte le forze armate. La difficoltà di reperire pezzi di ricambio praticamente introvabili ne rende l'utilizzo limitatissimo. Ed ora la mostra del cinema di Venezia, che sbarca anche a Chioggia, rinnovando l'appuntamento con le giornate degli autori.
La 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in programma al Lido dal 29 agosto al 7 settembre, coinvolge tutta la città metropolitana. Ecco perché è già tempo di conto alla rovescia. Dopo la metà di agosto, come avviene già da 5 anni, le giornate degli autori, una sezione ufficiale della mostra organizzata dalla Biennale, sbarcano nella Laguna Sud a Chioggia. Le giornate degli autori in realtà cominciano in Laguna alla metà di agosto, insieme a Zalab e alla città di Chioggia per Laguna Sud. Quel cinema fuori dal palazzo che molto ci piace perché indica il nostro modo di parlare con la terra in cui io sono nato e in cui le giornate degli autori hanno preso vita al Lido nel 2004. A Chioggia ci saranno 5 serate ad ingresso libero, insieme ai protagonisti del cinema e della cultura, in uno spazio dove si specchiano le immagini e prendono forma le utopie. Poi lo sbarco della mostra al Lido, con 12 film, di cui 11 in concorso, nella selezione ufficiale, 6 eventi speciali e tanti altri appuntamenti, dibattiti sul cinema, iniziative ed incontri alla Villa degli Autori in Lungomare Marconi. Quest'anno la selezione durante la Mostra del Cinema dal 28 di agosto al 7 di settembre è piena di sorprese, come tutta la mostra è piena anche di grandi nomi, di star, di autori promettenti. Giorgio Rosetti, il direttore delle giornate degli autori, ci regala una chicca e un'anteprima di quanto avverrà durante la kermesse cinematografica al Lido. Il 7 di settembre sarà nel segno di Bartabas, il re dei cavalli, una delle personalità più straordinarie, carismatiche, uniche, a cavallo fra il teatro, il circo, il cinema, una sua grande passione da sempre. Dalle ricette in farmacia a quelle in cucina. Farmacista veneziano in pensione decide di trasformarsi in cuoco per solidarietà e per questo a 70 anni torna sui banchi di scuola. Dalle ricette in farmacia a quelle in cucina, sempre con la stessa voglia di mettersi in gioco e di essere utile agli altri. È questa la scelta di Francesco Uselli, farmacista veneziano in pensione con l'hobby della cucina. A distanza di quasi 50 anni dal suo primo diploma di maturità classica, conseguito a Udine nel 1971, è tornato sui banchi di scuola per conseguire il diploma di cuoco all'Istituto Professionale Barbarigo di Venezia. Ho avuto la fortuna in questa stagione di prendere il diploma IPSEOA a Venezia, Istituto Professionale di Stato Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera. Esperienza che io consiglierei a tanti. Una scelta maturata a quasi 68 anni che compirà in agosto, ma in realtà questo desiderio lo coltivava nel cuore da tempo. Uselli dedicherà questo diploma a chi ha più bisogno. Fa parte della Croce Rossa sia come corpo militare sia in qualità di volontario e per cui nelle diverse situazioni di bisogno ha deciso di impegnarsi a far da mangiare con una convinzione: il cibo buono rallegra l'animo delle persone. Ecco che io che ho ricevuto tanto dalla vita voglio ora essere capace di poter donare a chi ne ha estremo bisogno. Pensiamo a tutte quelle imbarcazioni che affrontano il viaggio dall'Africa fino all'Italia. Non tutti ce la fanno, molti per fortuna ce la fanno, nonostante gli impedimenti, nonostante l'ospitalità in questi ultimi tempi non sia fra le più eccellenti. Però la prima cosa che chiedono è il mangiare e noi dobbiamo essere pronti per darglielo. 2 anni di scuola frequentata assiduamente, un'esperienza indimenticabile e un esame di maturità brillantemente superato con il voto di 97 centesimi e soprattutto un grande insegnamento utile a tutti. A qualsiasi età è bello mettersi in gioco e non si smette mai di imparare. Ed era questo l'ultimo servizio da Venezia, grazie per essere stati con noi, come sempre ci salutiamo dando uno sguardo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci. Benvenuti al Meteo.
Alta pressione in rinforzo, condizioni dunque di bel tempo sul nostro territorio in questa prima domenica di agosto. Sul Veneto la giornata festiva sarà all'insegna di un ampio soleggiamento e con cielo al massimo poco nuvoloso al mattino. Dal pomeriggio ci attendiamo qualche veloce temporale di calore sui monti bellunesi, mentre altrove si manterrà in genere stabile. Temperature minime tra 17 e 22 gradi, valori massimi compresi invece tra 28 e 30 gradi. Tanto sole anche sul Friuli Venezia Giulia, il cielo risulterà infatti sereno, al massimo poco nuvoloso, non si esclude qualche isolato acquazzone pomeridiano sulle Alpi. Temperature minime tra 18 e 23 gradi, massime comprese invece tra 28 e 30 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, bel tempo per tutta la giornata, il cielo sarà sereno, al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 16 e 17 gradi, massime sui 31 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.